Isola di Albarella dal 10 al 17 maggio ospita l'Happy Camp Lorenzo Naldini. Per capirne di più, per saperne di più di questa bellissima iniziativa, abbiamo intervistato Giampiero Puppa, responsabile dell'Happy Camp e socio del Rotary Club di Portoviro. Com'è nata questa iniziativa? Beh, è nata da un socio, Roberto Naldini, poi proseguita dal figlio Roberto, che era appunto socio del Rotary di Portoviro, di cercare di aiutare queste persone con difficoltà, ma soprattutto i genitori che fanno 365 giorni di sacrifici per seguirli, e noi abbiamo detto come soci, come volontari, mettiamoci in gioco per dargli una settimana da potersi rilassare e nel frattempo coinvolgere questi giovani assieme a noi come volontari per farli divertire, per farli giocare, per farli ballare, per fargli fare quelle attività che normalmente non vengono fatte. Ecco, ogni anno il gruppo Marcegaglia vi sostiene, vi dà la location, vi dà a disposizione le sale dell'isola. L'isola ci tiene molto a questo service e loro addirittura l'anno scorso è venuta la dottoressa Marcegaglia a trovarci e ci ha promesso che finché ci sarà lei a gestire l'isola ci darà la disponibilità dell'Hotel Caponord, quindi Albarella ci mette a disposizione gratuitamente gli alloggi per 180 persone, dopodiché noi Rotary come volontari ospitiamo i nostri ospiti e ci mettiamo in gioco per servire in tavola, per fargli fare l'animazione, per farli giocare e divertire. Happy Camp non solo il Rotary Club Delta Po, ma anche tutto il Triveneto, sbaglio? Esatto, tutto il Triveneto, il distretto 2060 comprende le regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, e tutti quanti loro si mettono in gioco per mandarci i loro ragazzi e noi ci mettiamo a disposizione dei loro ragazzi per dargli la possibilità di divertirsi in questo camp. I volontari dei vari club, quindi soci Rotary, familiari ed amici, si mettono in gioco per una settimana e si mettono a disposizione dei nostri amici.